Cantino Uda, Tommaso Mannu e Marco Pes e Costantino fanno lo spetadores e Tommaso Mannu Puntello tiene i cavalli. Bella, Sorradile, Fonni, Nolagugume, Dolianova e San Basilio si è arrivato. Ecco qua, Oristano, pariglia di 3, subito col centrale girato, i 3 cavalieri, tutti e 3 ritti, evoluzione compiuta. Numerosissima la pariglia di Nolagugume, cavalieri già in assetto, bellissima, 5 cavalieri su 3 cavalli, molto bellissimo. E Sorradile risponde con il centrale sulle spalle dei laterali. Cavalli, vediamo Fonni, partiti Fonni, anche Fonni con un 3 su 2 cavalli, i 2 laterali dritti, evoluzione molto bella anche questa. Galoppo Dolianova che chiude i passaggi per le pariglie ospiti, 3 cavalieri, un 3 su 3 perfetto, 3 su 3 perfetto, bravissimo. Sentiamo, c'è la prima pariglia di Silanus, molto veloce, velocissimo questo passaggio senza risparmio. Seconda pariglia di Silanus, molto veloce, e il tentativo su... Sostituiamo il microfono. Vi invito a memorizzare le composizioni delle pariglie perché passeranno sempre in quest'ordine d'ora in poi. Velocissima questa pariglia, braccio in fondo, pariglia. Questa più che una pariglia è un trenino. Prova, pariglia. 3 cavalli velocissimi, anche velocissimi, un'altra pariglia di 3. Hanno già il problema a trovare 2 laterali, cercare il primo passaggio e ancora terra. E i cavalli che riescono a trovare solo nella parte conclusiva. Molto bello questo passaggio, ordinato e composto, fatti gli applausi del pubblico, sottolineano. Partita ancora una pariglia con 2 cavalli a braccio in fondo, pariglia classica. Eccoli qua, eravamo abituati a vederli da bambini questi 2.